Non si può sempre vincere, non si può sempre vincere. Fa male perdere così, ovviamente, perché con una diretta concorrente, ma l'Inter aveva su 3 risultati, doveva vincere per forza e l'ha fatto, proprio contro il Milan. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87, buonasera tanto per dire perché non è stata proprio una bella serata. Niente, mi aspettavo di più dal Napoli, deve essere onesto, perché un tiro nel primo tempo, un'occasione di gol con Zelinski, poi sempre fra i soliti passaggi, gioco di palla, possesso palla, però devi tirare in porta, porca puttana, pure Di Lorenzo, no? Ti voglio bene, capita, però Crossi ti sei ritrovato 2 volte che potevi provare a tirare in porta, no, o solito cross, e fai sempre la stessa cosa. Ti voglio bene, capita, sei un bello giocatore, ho capito che tu devi crossare, non sei tu a dover segnare, ma provaci cazzo, perché tanto loro lo sanno che tu vai a crossare, no? Provaci ogni tanto, improvvisa la giocata, cosa che non ho visto fare a questo Napoli. È questo che io mi incazzo, è per questo che sono incazzato, perché volevo più cattiveria e volevo cose diverse nella partita. Cioè Osimhen bloccato dai difensori dell'Inter, Bastoni, Skriniar, Acerbi non l'hanno fatto giocare ad Osimhen, non l'hanno fatto girare, non l'hanno fatto pigliare un pallone che ha preso, l'ha toccato di petto, lascia la Noglu brava a prendersi la posizione, perché là è l'unica occasione dove Osimhen poteva fare gol, però non ha rifiatato, non hanno fatto giocare. Diciamo le cose come stanno e diamo i meriti a chi ha meritato di vincere. L'Inter ha meritato di vincere questa partita, ragazzi, perché ha creato quelle occasioni da gol più nette di noi, delle imbucate difensive, ragazzi, ma nel primo tempo e l'approccio del secondo tempo dell'Inter hanno fatto la differenza. Lukaku che l'ha sparato, Darmian sull'appoggio di Dzeko nel primo tempo, sono palle nette che ha avuto l'Inter. Poi abbiamo avuto anche noi una grande occasione da gol, quella di Zielinski, dove anziché andare di piatto forte e indirizzarla verso la porta di esterno, la va a tirare. Era difficile, perché quel pallone in movimento di esterno è difficile, è proprio cose difficili, ovviamente. Insomma, io da questa partita salvo solo Lobotka, che da tutte le parti sempre c'è più di quello che poteva fare, povero Cristo, e anche Sa, e forse anche Kvara, perché qualcosa ha fatto vedere nello stretto, ma povero Cristo pure che cara fa. Politano non si è visto proprio, Lozano che è entrato un posto su in secondo tempo, peggio ancora. Raspadori ha provato quel tiro nel finale, eppure centrale. Elmas e Ndombele mi sono piaciuti quando sono subentrati, però voglio troppo poco per poter vincere questa partita, quando meno dovevi poterla pensare di pareggiare, portarti a casa un pareggio, però non ci sei riuscito, perché l'Inter è stato più bravo di te e dobbiamo dare i meriti a chi ha vinto meritatamente, anche se poi anche l'Inter non è che abbia costruito chissà cosa, diciamo le cose come stanno, però hanno avuto delle occasioni più pericolose di te. A me mi fa incazzare il gol che abbiamo preso, ma che stavamo rumene, che cazzo? Cioè, se nel primo tempo hai finito male, dove hai concesso le occasioni all'Inter per poter segnare, è cominciato a schifo pure all'inizio del secondo tempo, perché come è venuto, così è cominciato. Di Marco da solo e Ramani che si perde la marcatura di Dzeko che la butta dentro. È vero che là pure Meret poteva uscire, ma non diamo sempre le solite colpe al portiere. Lì ci siamo persi i giocatori, la difesa alta e ci siamo persi i giocatori. Anche a Ramani, ti voglio bene, ma resta sull'uomo, non andare sul pallone a vuoto.
un gol proprio da polli, a pullastra. Non proprio cazzate ci sono qua giù. È vero che la prima sconfitta, il campionato è lungo, abbiamo sempre un margine importante, ma intanto la Juve ha vinto, il Milan ha vinto e oggi anche l'Inter ha vinto perché ti ha battuto 1-0. E brucia sta sconfitta, brucia assai, perché cominci perdendo. E niente, qua giù. Niente, io vi ripeto, salvo quei pochi lì, Spalletti, che gli posso dire a Spalletti? Perché comunque secondo me è giusto farli entrare in quei pochi minuti, 20-25 minuti, che poi non sono pochi, comunque mezz'ora. Secondo me ha fatto quello che poteva il Napoli. E al massimo è piaciuto come è entrato, così come Dombele, vi ripeto, i subentrati, ma Raspadori mi aspettavo molto di più di quel tiro che ha fatto nel finale. Cioè, quello ha fatto, o basta. Poi ogni finalizzazione, ogni ultimo passaggio per finalizzare, Raspadori lo sbagliava. Kim ha fatto bene, Ravani si è perso 0 per il gol. Di Lorenzo bene, ma poteva far di più secondo me sulle occasioni che ha avuto il Napoli. D'altra parte Olivera comunque non mi è dispiaciuto. Niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa sconfitta. C'è amarezza, consapevolezza dei propri mezzi. Sappiamo che il Napoli è forte e può fare di più, può prendersi a punti e può migliorarsi. Niente, con questo è tutto ragazzi. Buona serata a tutti amici. Da Napoli 87 come sempre, forza Napoli.